Benissimo. Credo che dovremmo essere più o meno in linea, quindi io do il benvenuto a tutti quanti. Questa sera il nostro incontro si svolge in questa modalità che per noi è solo parzialmente inconsueta, dal momento che nei precedenti incontri avevamo sperimentato questa opzione ibrida e un po' anfibia, per cui l'incontro si svolgeva sia in presenza che in streaming. Bene, oggi siamo comunque per le ben note circostanze qui. Questo è il settimo appuntamento, 3, 6, 7, forse l'8º appuntamento. Beh, comunque abbiamo una brochure che ci aiuta in questo, sì, per parlare di confini. Dunque, ormai ne abbiamo attraversati molti, ne abbiamo studiati parecchi, secondo varie prospettive. Siamo stati in Brasile e siamo stati nei guardaroba medievali dell'area emiliana e romagnola, siamo stati a Baghdad e ad Aquisgrana, nelle montagne bellunesi. Insomma, abbiamo cercato di approfondire e di analizzare questo tema sotto varie prospettive. E oggi affronteremo, ci volgeremo così, guarderemo a un mare, la cui storia di confine, non confine, per usare la nostra formulazione, è esemplare sotto vari aspetti. Approfondiremo questo tema partendo e muovendo da un libro molto bello di Egidio Ivetic, che è questo qui, spero si veda discretamente, Storia dell'Adriatico, un mare e la sua civiltà, edito dal Mulino 2020. Dunque, do il benvenuto a Egidio Ivetic, il nostro ospite di questa sera, e lo introduco brevemente. Professore di storia moderna all'Università di Padova ed è indubbiamente uno dei più autorevoli studiosi della storia dell'area. Per trovare la definizione giusta, balcanico-slava potrebbe funzionare, e adriatica, e autore di libri e importanti studi, quali l'Istria moderna nel 2010, poi c'è anche stato un altro libro sull'Adriatico nel 2014 con Viella, che è un confine nel Mediterraneo, poi i Balcani, dopo i Balcani nel 2015, le guerre balcaniche nel 2016, e arriviamo a questo libro del 2020, Storia dell'Adriatico. Il professor Ivetic è nato a Pola ed è forse non inutile osservare, considerato il tema di oggi, che ha svolto servizio di leva nella Marina Militare Jugoslava e quindi parla di mare conoscendo l'elemento, avendo in tasca anche un'esperienza di questo tipo. Non mi dilungo oltre, direi che possiamo venire direttamente al tema del nostro incontro, che parte un po' così da questa domanda: se l'Adriatico fu un confine, se fu un mare chiuso o un mare di passaggio, una frontiera o un nodo tra Oriente e Occidente. Quel che è certo è che affronteremo una storia millenaria che compone il ritratto di una civiltà che si è fatta proprio sul mare e grazie al mare. Io vorrei soltanto adesso darvi alcune indicazioni tecniche sullo svolgimento di questo incontro e poi partire leggendo un breve passo del libro. Dunque, per quanto riguarda le indicazioni tecniche, il dibattito che abitualmente svolgiamo dopo la lezione, quest'oggi avverrà tramite la chat. Vale a dire, voi potrete scrivere le vostre domande, le vostre curiosità nella chat, e Luca Antonello, che è il nostro regista di questi incontri, le comunicherà e il professore potrà rispondervi. Volevo comunque, dicevo, leggere un passo del libro che tra l'altro mi è sembrato anche particolarmente felice, con il quale dare subito la parola a Egidio Ivetic. Il passo è questo. Dice: in pochi contesti, perfino su scala mondiale, troviamo affastellati nel tempo e nello spazio
tanti aspetti contrastanti eppure connotativi, tanti richiami a civiltà diverse. La compresenza, è il caso di dirlo, di apparenti opposizioni. Greci siracusani e imperatori germanici, latini e slavi, dervisci e gesuiti, litorali pontifici e litorali turchi, tolleranza e crociate, guerre sante e rivoluzioni comuniste, lingue franche e frontiere linguistiche, rinascimento e civiltà pastorali, localismi, tribalismi, questione orientale e modernità. E con queste parole io do subito la parola al professor Ivetic. Grazie, grazie, grazie dell'invito, grazie ancora per questa opportunità di parlare dell'Adriatico, che è un tema immenso che si presta a tante interpretazioni. Attraverso le mie ricerche e studi ho cercato di evidenziare sia quella parte in qualche modo di convergenza, di avvicinamento, però è vero anche che il mare è pur sempre anche un confine, anche su un piano antropologico, insomma l'orizzonte ci fa capire che c'è qualcosa di là, che potrebbe essere ovviamente un'altra terra, un altro mondo. Ecco, quando si fa la storia di un mare, comunque ci sono questi grossi blocchi storici, e nella storia dell'Adriatico ho scelto questa impostazione di fare tutta la storia e tutto il mare, perché non vedo altre soluzioni per evitare di ripetere o di scoprire dell'acqua calda, cioè dei fenomeni storici che poi hanno una lunga durata, come dice Brodel, che è il maestro ovviamente nello studio del Mediterraneo, oppure di trovare delle eccezioni che poi le troviamo da qualche altra parte del Mediterraneo, che so, la società dei clan e le faide. Gli antropologi le hanno viste, come dire, una caratteristica del mondo balcanico, albanese, montenegrino, e invece se contempliamo tutto il Mediterraneo le troveremo anche in Calabria, le troveremo in Corsica, le troveremo anche in certe zone dell'Algeria, quindi a focalizzare solo una cosa, solo un aspetto, senza tener conto dell'intero contesto, allora contesto adriatico e contesto mediterraneo, no? Quindi si rischia di uscire fuori pista letteralmente nel discorso. Così anche per quanto riguarda i fenomeni attraverso il tempo. E quindi cerco di riassumere un po' la ricostruzione della storia dell'Adriatico, tenendo conto del suo essere anche confine, cioè quindi ci sono tutta una serie di interpretazioni teoriche del mare che unisce la frammentazione che c'è, che è insita anche e soprattutto nel Mediterraneo e soprattutto nella parte europea del Mediterraneo, che è quella più frastagliata, se non altro perché vediamo tutti che ci sono tre penisole, no? Sono tre penisole, iberica, italiana e balcanica, che non sarebbe una penisola, ma vabbè, la chiamiamo così, e proprio in mezzo a queste due penisole si inserisce l'Adriatico, che è il più, lo diceva anche Broderico, è un riassunto, anche io lo riassunto del Mediterraneo, è lungo e stretto, e quindi il mare dell'intimità, diceva Matvejevic, è lungo e stretto, e cosa comporta? Comporta una certa familiarità tra le due sponde, comporta la possibilità che sia un sistema, tant'è che economicamente è stato un sistema, una specie di comunità economica adriatica, come c'era la comunità economica europea attraverso i secoli, dai tempi di Roma fino all'Ottocento, quindi un interscambio con navigazione di piccolo cabotaggio insomma, lungo le coste tra le due parti c'era, però questa sua forma allungata la fa
fa dell'Adriatico un corridoio. Un corridoio è una parte del Mediterraneo orientale, oppure una parte particolare del Mediterraneo, è il contesto più europeo, no? Quindi del Mediterraneo. Fa parte dell'Adriatico, scusate, del Mediterraneo orientale, perché si sviluppa attraverso la storia un asse definito nell'antichità, per cui nell'Alto Adriatico giungeva la via dell'Ambra, però anche negli scavi archeologici ad Altino, per esempio, sono state rinvenute ceramiche di origine medio orientale, ma anche in periodi precedenti all'antichità. E quindi la via dell'Ambra vuol dire che l'Adriatico è comunque il terminal di quello che oggi viene chiamato l'asse baltico-adriatico, no? C'è tutta una politica di infrastrutture per collegare l'Alto Adriatico con Danzica, con Stettino, col Baltico, anche nei progetti dell'Unione Europea, ma questo asse non riproduce altro che qualcosa che sta da tanto tempo, e allo stesso tempo questo Alto Adriatico è il terminal di altri contesti, soprattutto Alessandria, che con Cairo si mette in contatto col Mar Rosso, e il Mar Rosso uguale Oceano Indiano. Quindi questa un po' è una caratteristica di fondo, un mare che permette di comunicare tra le due sponde, e permette di comunicare e di mettere in connessione luoghi estremamente distanti, diciamo grosso modo l'Europa centrale col Medio Oriente. E questo fa ovviamente pensare a qualcosa di integrato, ma nella storia invece è stato anche un mare confine e non confine, come insomma il tema di questo incontro. Allora, dopo Roma, che ha lasciato le strutture, nella storia d'Italia si tralascia di studiare, si parte sempre dalle invasioni barbariche, in verità si dovrebbe cominciare dai tempi di Virgilio e di Augusto, perché Roma crea, diciamo, la prima infrastruttura italiana, ma non solo la prima infrastruttura italiana, fa anche la prima infrastruttura balcanica, e visto che parliamo dell'Adriatico, definisce anche la prima infrastruttura attorno a questo mare. Una delle città importanti per Roma fu Rimini, perché era il passaggio per andare nella Gallia Cisalpina, quindi nel nord Italia, poi col tempo anche Ancona, poi Ravenna, e a Ravenna abbiamo il porto di Classe, e poi Aquileia, che a voler cercare una raffigurazione simbolica del Mediterraneo, il Mediterraneo può rientrare in una specie di triangolo dove le punte sono Gibilterra, Gerusalemme e Aquileia. Quindi Aquileia è sicuramente il punto anche simbolico più settentrionale del Mediterraneo, e Monfalcone rivendica questa sua posizione geografica, no? la più settentrionale, agli antipodi col Golfo della Sirte nel meridione. Roma ha dato un sistema unitario, lo sappiamo dagli studi archeologici, quindi in qualche modo razionalizza una tendenza che c'era già in atto anche prima dell'integrazione politica del mare sotto Roma. Allora, adesso faccio un salto temporale, spero di non creare confusione. Quindi Roma crea il Mare Nostrum, integra il Mediterraneo e ovviamente integra l'Adriatico. In Classe c'è la base militare, no? Quindi si sa esattamente cosa c'è dall'altra parte del mare e tutto funziona. Questo meccanismo andrà avanti anche dopo Roma, quando l'Adriatico diventa anche terra di confine. E parlerò di tutti questi confini, però voglio dire che dall'altra parte della storia, cioè nella nostra attuale contemporaneità, proprio ieri ho avuto due ore più di webinar attorno al progetto Adrion, cioè il progetto
spinto, diciamo così, dall'Unione Europea a integrare la macro area cosiddetta Adriatico-Ionia, e di fatto su un piano amministrativo ogni regione di qua e di là del mare sa cosa c'è dall'altra parte, ci sono anche dei contatti. Da quando c'è anche l'integrazione militare nella NATO non c'è più il problema militare. L'Adriatico oggi, per trovare un paragone di unità, dobbiamo tornare indietro ai tempi di Roma. A parte la costa albanese e montenegrina e i 10 chilometri dello sbocco marittimo della Bosnia e Erzegovina, a Corfù c'è l'Unione Europea e a Ragusa, Dubrovnik, c'è l'Unione Europea. L'Unione Europea è una specie di impero romano dell'Europa di oggi, questa è. Quindi ci troviamo, quando ragioniamo in termini dell'Adriatico, ci troviamo tra un punto di inizio che inevitabilmente chi fa la storia è presente e problematico, che è la parte romana, ed è una parte, non è conclusiva, comunque è lo stato dell'arte delle cose, che questo, l'Adriatico dell'Unione Europea, che è un Adriatico unito. Quello che sta succedendo da quasi 20 anni in qua sembra addirittura incredibile per uno come me, che insomma sono maturo, ma insomma ricordo benissimo, sono cresciuto negli anni 70, ricordo benissimo che mi addormentavo al rumore dei caccia, dei MiG jugoslavi, io sono di Pola, che facevano l'ultima pattuglia prima del tramonto per vedere se era tutto a posto, facevano il giro abbastanza rapidamente, in pochi minuti, dell'Adriatico jugoslavo, e atterravano a Pola, e io ogni sera li sentivo ritornare da questa pattuglia. Pensavo questa era la contrapposizione, cioè l'Adriatico era un effettivo confine, no? Quindi questa sua dimensione confinaria siamo portati oggi a minimizzare, si tende a dimenticare, lo ricordano ormai le generazioni più mature, i più giovani non ricordano, o al massimo ricordano il bombardamento della NATO, della Serbia nel 99, per cui sono state scaricate le bombe nell'Adriatico, inquinando il mare e portando grossi danni all'ambiente. Dunque abbiamo un punto di partenza e un punto finale che per certi aspetti coincidono. Parliamo di un'integrazione politica, no, delle coste, anche se oggi abbiamo gli stati, però questi stati, ripeto, la Croazia ha la costa più lunga, una delle più lunghe del Mediterraneo se contiamo il perimetro di ciascuna isola e degli scogli, quindi, ed è Unione Europea, con l'Italia di fatto, e con Corfù, che è greca e all'inizio apre, diciamo, l'Adriatico, è un mare integrato. Ora, quali sono le tappe invece dell'Adriatico confine? Allora, nel libro parlo della terza antichità, cioè in effetti l'Adriatico è sconvolto, ma non è sconvolto dalle migrazioni, da quello che nell'interno viene trasformato con l'arrivo dei Longobardi nel contesto italiano, e con l'arrivo degli slavi nel contesto di quello che era l'Illirico o una grande Dalmazia, cioè nell'Adriatico orientale. Perché? Perché lungo le coste il sistema marittimo rimane per altri 500 anni dentro il sistema di Bisanzio. E Bisanzio non è un soggetto che non c'entra niente, come spesso viene inteso il mondo bizantino. Bisanzio non è altro che l'impero romano d'Oriente. I bizantini si definiscono romani, ma fino all'ultimo, fino al 1453. Il termine bizantino del resto è inventato in ambiente tedesco e luterano come dispregiativo per qualcosa che comunque richiamava Roma, e quindi l'uso che noi ne facciamo a volte ci fa perdere di vista quello che c'era sotto. E quello che c'era sotto era una continuità
con Roma in chiave orientale, e Bisanzio riesce a conservare alcune posizioni strategiche in Italia e ovviamente nell'Adriatico. Da notare, allora, è cosa risaputa, non ripercorro la storia, insomma, la Romagna l'abbiamo presente, le 5 città anche tra la Romagna e Ancona, Ravenna è la quintessenza anche su un piano così del patrimonio culturale di ciò che ci rimane, la faccia di Giustiniano, dove la vediamo? La vediamo a Ravenna, e dunque il mare rimane in questa terza antichità ancora bizantino, ma più che un confine dentro il mare, il confine si trova tutto attorno al mare ed è definito da popoli che questo mare non gestiscono, o almeno non nell'immediato. Di sicuro i Longobardi non sono un popolo marittimo. Il cosiddetto regno ostrogoto era un misto tra romani e goti, c'era anche una flotta che si è anche organizzata durante la lunga guerra contro i bizantini, ma dopo i Longobardi no, i Longobardi si prendono una parte continentale dell'Italia, no? Poi si creano questi due ducati di Spoleto e di Benevento, l'unico sbocco un po' di tipo longobardo, diciamo, l'abbiamo nel contesto del Ducato di Benevento all'altezza del Gargano, ma è ben poca cosa, non c'è una marineria. La costa appenninica, che non era mai su un piano marittimo particolarmente sviluppata, se non salvo in certi porti, decade proprio in questo alto medioevo. E quindi tutto attorno al mare c'è il confine di un mondo diverso, di gente che col mare non si rapporta, e c'è tutta una mitologia dello spostamento dall'interno della fuga verso la costa, e la costa diventa la salvezza, e quindi la costa diventa un confine. Allora c'è tutta la mitologia della fuga verso le lagune e della nascita di Venezia. Poi la ricerca storica non ha mai chiarito bene questo VII secolo abbastanza oscuro, ma dall'altra parte del mare abbiamo lo spostamento delle popolazioni romane verso le isole, dove una certa romanità si conserva durante tutto l'Alto Medioevo, e verso le città, no? Quindi viene persa la grande Salona, no? la città dove ormai è chiaro che è nato Diocleziano, ma rimane la fortezza di Diocleziano, cioè il palazzo a Spalato. Spalato è questa linea di tenuta rispetto al consolidamento degli slavi. E anche lì, vabbè, adesso la storia non affronto neanche, gli slavi poi pare che non siano stati, non è stata una marea, ma si sono imposti sulle popolazioni locali, che poi si sono anche slavizzate. Queste sono le ultime teorie, ma tant'è che comunque era un contesto abbastanza distinto da quello delle isole, e soltanto con la cristianizzazione degli slavi, dopo con Cirillo e Metodio, avremmo un processo di integrazione, perché tutto sommato questi che si spostano verso le coste sono dei cristiani e affrontano dei pagani. Quindi questo è un confine che si manifesta tra il VII e l'VIII secolo. Un altro confine che avviene sempre in questo alto medioevo è quello tra l'Occidente e l'Oriente, che veramente il mare rimane sempre bizantino, se non altro perché dopo anche l'avvento di Carlo Magno, dopo un trattato di pace nel 812 tra Carlo Magno e Bisanzio, Venezia è una propaggine bizantina, ma un'altra propaggine è la Dalmazia, che poi diventerà un tema, e tutto attorno ai Balcani avremmo, attraverso un lungo processo, l'affermazione dei temi bizantini. Il tema vuol dire una provincia militare,
tant'è che Bisanzio non riesce a imporre questi temi all'interno, che rimarranno slavi, e poi dopo c'era già il regno di Bulgaria, poi si formerà quello di Serbia, avremo un'Albania che sta per conto proprio, se non Durazzo, dove stanno i bizantini. E tutto attorno ai Balcani, da Costantinopoli fino alla Dalmazia, c'è una fascia costiera organizzata nei temi, e questa fascia dei temi, che si sviluppa tra il 670 e l'850, in 2 secoli, darà sempre un carattere distintivo delle coste attorno al contesto bizantino rispetto all'interno. Ed ecco quindi che la Dalmazia bizantina, che c'è, abbiamo pochi documenti, ma sappiamo che si riorganizza nel IX secolo, è una striscia di terra dentro cui si sviluppa una nuova entità che è la Croazia. I croati si legano al mondo carolingio, però tra le due parti rimane una distinzione, e quindi viene ribadita questa dimensione confinaria tra la costa e l'interno, che col tempo diventa una costante, e si lega anche con delle situazioni del paesaggio, una situazione quasi da antropologia culturale, per cui fino a, non dico al giorno d'oggi dove c'è una specie di omologazione totale, ma fino a quando ero, insomma, bambinetto io, insomma, in Dalmazia c'era sempre questa differenza antropologica, culturale tra la gente della costa e la gente delle montagne. Pur parlando anche la stessa lingua, si marcava e si rimarcava sempre la differenza tra i cittadini e la gente delle isole rispetto all'interno. Questo è un confine profondo, che ha una sua matrice storica, e poi si riversa su un piano anche antropologico. Venezia è un confine del mondo bizantino, un pezzo del mondo bizantino proiettato a ridosso di questi Longobardi, e poi dei Carolingi, di Carlo Magno, e insomma del suo impero, che è un impero che non riesce a essere marittimo. Carlo Magno è una potenza continentale, e il suo impero, se lo guardiamo, riproduce esattamente quello della Comunità Economica Europea del 1957, Benelux, Francia, Germania e Italia, ma non va oltre, arriva fino a Barcellona da una parte e arriva fino all'Istria dall'altra parte, come nell'arco mediterraneo, più ovviamente l'Italia centro-settentrionale, ma nell'Adriatico rimangono i bizantini. Da notare che i bizantini fino al 1050 avevano un ammiraglio, un catapano, insomma, la cui base era a Corfù. Corfù era il punto di raccordo della forza della marina bizantina, la quale non entrerà più nell'Adriatico, per il semplice motivo che delega la milizia del mare a Venezia. E Venezia parte con questa la sua funzione è quella della milizia del mare e anche dei commerci, e quindi una cosa tipica di Venezia è che in Venezia punta sulla sovranità sull'acqua, soprattutto dopo il 1000, tra il 1000 e la quarta crociata. Venezia rivendica l'acqua il mare, la superficie fluida del mare per sé. E quindi Venezia, come dire, contribuisce a creare un altro confine, cioè l'elemento marittimo è dei veneziani. Tant'è che a un certo punto anche un geografo arabo, Al-Idrisi, per re Ruggero, re del regno di Sicilia, che praticamente Napoli è la Sicilia, verso il 1130 parla di Golfo di Venezia. Venezia anche sa agire in modo militare nei confronti di quelle città che non riconoscono questa preminenza, e devono riconoscerla sia sotto forma di un tributo per la circolazione sul mare, per cui Venezia dà in cambio una sicurezza nei confronti dei pirati, ed è questo uno degli elementi più interessanti che rimarrà nel tempo, verrà dibattuto ancora da Paolo Sarpi nel 600, per quale dice quanto è vero Paolo Sarpi in una disputa che Roma ha unito il Mediterraneo,
tant'è vero che il mare da sempre appartiene a Venezia, anche come erede, perché Venezia non è bizantina, cioè non è solo Levante, è un erede del mondo di Roma, ma nel fare così distingue il mare dall'entroterra ed è questa è una specificità dell'Adriatico. Quindi ci troviamo con un mare in cui l'elemento marittimo diventa monopolio effettivo, perché c'è una squadra del mare di Venezia. E Venezia risolve uno dei problemi, cioè, quindi integra il mare. Basta pensare che nel IX secolo abbiamo le incursioni arabe, abbiamo per 20 anni l'Emirato di Bari, quindi nel IX secolo l'Adriatico diventa anche un limes difficile di compresenza e di conflitto con gli arabi che penetrano, arrivano fino a Ossero, fino a Lussino, fino all'Alto Adriatico nelle loro incursioni. Nel corso di quel grande medioevo della rivoluzione commerciale europea e mediterranea, l'Adriatico è il mare di Venezia e nel caso della Dalmazia abbiamo una contrapposizione tra il Regno d'Ungheria, che fa proprio la Croazia nel 1102 e ambisce ad avere il controllo della Dalmazia. Venezia soltanto con la quarta crociata, quella del 1204, quando partono fino al 1202-1204, Venezia prende con la forza Zara e lì comincia la sovranità anche sulla terra di Venezia. E prima sviluppa uno stato del mare tra questo 1204 e avanti, molto prima di approdare nella terraferma dove arriva solo nel 1337 a Treviso, e poi ci sarà quella rivoluzione che conosciamo, per me è una rivoluzione territoriale, cioè la conquista della terraferma veneta e poi fino alla Lombardia, perché non c'erano alternative, altrimenti si rischiava la concorrenza di Milano, prima o poi di qualche signoria lombarda. Vabbè, quella è una storia diversa. Comunque Venezia detiene il monopolio del mare e quindi diventa un elemento di integrazione economica tra le sponde. Probabilmente questa integrazione economica c'era già prima, solo che non abbiamo i documenti. Invece quando cominciamo ad avere i documenti fino all'età moderna, noi vediamo un mare economicamente integrato. Poi il sistema di Venezia è quello di avere in Istria e in Dalmazia, è una striscia di terra la Dalmazia, sono più che altro isole e 4 città, Zara, Sebenico, Traù e Spalato, e una quinta è Cattaro. Ragusa diventerà una repubblica per conto proprio. Questa striscia di terra diventa il limes, l'antemurale, quando poi l'Adriatico si trasforma in un altro confine, cioè il confine di civiltà, perché arrivano gli ottomani nel 400, gli ottomani prendono l'Albania definitivamente dopo la guerra, una lunga guerra con Venezia a metà 400, e tutta la costa albanese poi fino all'attuale costa del Montenegro sarà turca, e sarà turca fino al 1912, quindi la presenza dell'impero ottomano, dei turchi, di una civiltà comunque fondata sull'Islam, è tipica dell'Adriatico, cioè solo con le guerre balcaniche di inizio Novecento l'impero ottomano viene rigettato, viene spinto sul Bosforo, sul Mar di Marmara, e invece fino al 1912 i turchi sono parte dell'Adriatico. Questa è la novità del 400, ma interferiscono con delle azioni di pirateria, soprattutto nei confronti del Regno di Napoli, quindi sulla costa del Mezzogiorno attuale, e anche qualche volta nei confronti dello Stato della Chiesa. Non agiscono nei confronti di Venezia, perché Venezia ha la potenza marittima per rispondere, ma di fatto abbiamo i porti Durazzo, Dulcinio e Antivari oggi in Montenegro, erano dei porti
anche commerciali, ma anche di pirateria turca nei confronti delle coste che stavano dall'altra parte. E questo clima, che è un po' il clima che dura per 300 anni nel Mediterraneo, è un clima di paura, di terrore. Il Mediterraneo è un mare di conflitti, adesso si parla, oggi è un mare che ha la sua tragedia, ma spesso si cerca di vedere nel passato del Mediterraneo solo come dire, un incontro di civiltà. È stato soprattutto anche uno scontro di civiltà, nei momenti difficili, soprattutto questi nei momenti della pirateria, sia degli stati barbareschi. Il dominio ottomano dal 500 all'800 ha favorito questo terrore continuo che fa del mare un confine, quindi non solo perché ci sono i turchi, ma perché dal mare arrivano di notte queste navi che sequestrano le persone, le portano via e poi magari i francescani devono organizzare il riscatto. E questa è la costante che interessa anche l'Adriatico, la difesa e la costruzione di quelle torri d'avvistamento che vediamo tutt'oggi dall'Abruzzo fino a Santa Maria di Leuca, insomma le torri di avvistamento di che cosa? Del pericolo, perché il mare è pericolo. E arrivo all'età contemporanea in cui l'Adriatico, più che altrove nel Mediterraneo, diventa il confine di Stato, cioè, perché Venezia tramonta nel 1797 e tramonta anche questa idea che tutto il mare Adriatico fosse il suo golfo e quindi fosse un'unità. Venezia come Repubblica tramonta, abbiamo la parte orientale che alla fine con la restaurazione definitivamente è attribuita all'Austria, abbiamo l'impero d'Austria che con questa dicitura va avanti dal 1804 al 1866, dopo diventerà Austria-Ungheria, l'impero d'Austria eredita da Venezia l'Adriatico e quindi cerca di definire i confini di Stato, vengono costruiti i fari, vengono costruite delle postazioni, viene sviluppata la cartografia nautica, quindi c'è la modernità, il mare diventa un oggetto scientifico, ma diventa nell'Ottocento anche il confine nazionale, cioè a quali nazioni appartiene l'Adriatico. Ed ecco che l'Italia nel Risorgimento e poi quando si unifica nel 1861, poi c'è questo 66, no? 66 che è una prova marittima italiana che finisce male, è un disastro, è la battaglia di Lissa che diventa una ferita e un simbolo della difficoltà di compiere l'unità nazionale. Questa difficoltà si manifesta nell'Adriatico. Ecco che l'Adriatico diventa, oltre un confine di Stato, diventa un confine nazionale, cioè il confine di una comunità nazionale che nel mare pone il suo limite, la sua frontiera. E di questa idea diventerà interprete e vate ovviamente Gabriele D'Annunzio col poema del 1908 La nave, che apre la stagione nazionalistica italiana, una stagione del nazionalismo italiano che si lega al dominio del mare e che io lo vedo la sua parabola da quel 1908, dalla rappresentazione della nave al Teatro Argentina di Roma, nel gennaio del 1908 col re presente, la regina Elena del Montenegro, e finisce questa epoca, questa fase nazionalista italiana l'8 settembre, quando c'è il tracollo, letteralmente il 9 settembre affondata la nave da guerra a Roma e lì finisce il sogno del dominio dei mari, del dominio del Mediterraneo e ovviamente dell'Adriatico come parte imperiale. Certo è un sogno nazionalista, poi fascista, ma inizialmente nasce dal bisogno di porre nell'Adriatico il completamento della nazione. E la prima guerra mondiale è effettivamente nel contesto adriatico
la quarta guerra del risorgimento. Non ci sono molte operazioni navali e militari nell'Adriatico, però insomma raggiungere Trieste, Pola, Zara, l'occupazione anche di Fiume, adesso abbiamo discusso su Fiume di quegli anni, ha rappresentato per l'Italia, cioè raggiungere l'altra sponda, quindi è stato il traguardo della nazione che pone il proprio confine su una base ritenuta naturale per la nazione. L'Adriatico, con la caduta dell'impero con l'Austria-Ungheria, diventa anche il confine nazionale dei popoli che stanno dall'altra parte, quindi in ordine di sequenza, gli sloveni, i croati che hanno il controllo più lungo, perché la nazione croata si sviluppa esattamente lì dove c'erano i domini veneziani, cioè fino alle bocche di Cattaro, e verso l'interno arriva fin dove Venezia ha definito i suoi confini con l'impero ottomano. Quindi questa forma strana della Croazia, che risponde a una geografia nazionale, soprattutto nel litorale, è dovuto proprio, è un'eredità di Venezia, questa forma lunga, no? Proprio da striscia, mentre la Bosnia-Herzegovina riproduce tutt'oggi il contesto ottomano, c'è la parte musulmana che si ritiene anche erede della civiltà e delle tradizioni ottomane. Quindi tra Croazia e Bosnia-Herzegovina vediamo tutt'oggi evidente il confine tra la cristianità e il mondo ottomano, è evidente nei confini. Ma il mare diventa, c'è una presa di coscienza che l'Adriatico è il confine della nazione croata, della nazione slovena, anche se per pochi chilometri nel caso della nazione slovena, meno per quella serba, che per motivi storici la Serbia ha avuto per 300 anni uno ampio sbocco sull'Adriatico, poi le vicende storiche, il dominio turco hanno spinto la nazione serba più verso la parte pannonica, mentre anche l'Albania scopre il mare, perché la popolazione albanese era tutta concentrata sui rilievi, sulle montagne. C'è una urbanizzazione, una litoralizzazione anche nazionale albanese che avviene nel corso del Novecento e soprattutto dopo il 1945. Quindi l'Italia pone il proprio confine, ma il confine diventa problematico. Cioè, da un lato abbiamo il sogno dell'Italia di arrivare al Monte Nevoso, che è il limite ultimo, anche il confine che fu di Roma, però nel frattempo in questi contesti ci sono altre nazioni complete, mature. Da lì uno scontro prima in quelle regioni, quindi tutto l'Adriatico orientale diventa il confine tra Italia e Slavia. Non fu un confine, perché l'Italia finiva, come dice Dante, a Pola, nella Divina Commedia, quindi la parte occidentale dell'Istria è storicamente e anche che sono nelle strutture, nella geografia ecclesiastica, sono diocesi che fanno parte dell'Italia perché viene riprodotta fino all'età moderna, fino all'Ottocento, la geografia dell'Italia di Augusto, ma con l'Ottocento subentrano le geografie nazionali, quindi non è solo il confine dell'Italia, ma comincia a essere il confine anche delle nazioni che stanno da quelle parti, e quindi il problema dell'Italia e Slavia diventa è un non problema, per dire, nell'età veneta, perché il problema era la difesa contro i turchi, contro gli ottomani, quindi in Dalmazia il problema della lingua, dell'identità non c'è, sono tutti dalmati, a volte chiamati schiavoni, ma si parla sia il croato, si parla il veneto, è un non problema l'identità, ma quando la Dalmazia nell'Ottocento comincia a vivere la modernità, allora abbiamo questa spaccatura tra le due parti, una spaccatura che poi avverrà anche in Istria e su questa spaccatura si proietteranno la realizzazione dello Stato italiano che si compie qui, ma anche poi la realizzazione dello Stato degli slavi meridionali con la nascita della Jugoslavia nel 1918. Nel 1918, ovvero
adesso siamo esattamente a 100 anni di Rapallo, viene fatta una pace, un tentativo di superare i confini, una pace bilaterale tra Italia e il Regno di Serbi, Croati e Sloveni. Le tensioni rimangono, nel 1941 la Jugoslavia viene attaccata, quindi l'ambizione imperiale italiana si scarica, diciamo, sull'altra costa. Per 2 anni c'è tutto il mare è sotto l'Italia, praticamente tra il 41 e il 43, ma poi questo porta a un'altra tragedia, al collasso italiano e poi alla tragedia delle popolazioni che si trovano, le popolazioni italiane che si trovano in Istria, a Zara che viene bombardata, e quindi abbiamo l'esodo, ed ecco che il confine diventa il dramma, il confine nazionale orientale diventa il dramma dell'Italia. E finisce, come sappiamo tutti, con il 47, che è un anno, è l'anno più basso, più difficile nella storia dell'Italia unita, non solo che vengono portati via i territori, questo è uno spunto che sottolineo, non si tratta solo della tragedia di chi se ne deve andare via, degli italiani da quelle parti, e quindi si rompe una presenza di questa dicotomia che era dai tempi di Roma, perché anche a Roma la costa era più romanizzata rispetto all'interno che era più illirico. La costa era veramente romana, mentre all'interno erano popolazioni romanizzate, quindi questa dicotomia abbastanza naturale, antropologica, si spacca definitivamente, la componente italiana se ne va via o rimangono pochi italiani, ma questo 47 è drammatico perché lo sforzo che fu dalla prima guerra mondiale, il prezzo umano, 680.000 uomini morti per raggiungere i confini che alla fin dei conti sono le Alpi e sono l'Adriatico, tutto questo viene meno, tutta quella situazione, no, del Milite Ignoto, quindi lo spostamento della bara del Milite Ignoto da Aquileia verso Roma per fare la catarsi del sacrificio umano della prima guerra mondiale. Tutta questa parte della storia nazionale viene meno nel 1947, e questo è uno dei motivi poi dell'oblio, del tentare di dimenticare sia la storia nazionalista, sia il dramma. E sotto questo aspetto, durante la guerra fredda, sì, c'è il confine rigido, la spaccatura dell'Adriatico tra la parte italiana e la parte jugoslava, che è anche una spaccatura ideologica. L'Italia fa parte della NATO, dell'Occidente, con la O maiuscola, la Jugoslavia è neutrale, ma è un'altra cosa, è comunque un paese comunista. Questo è un dato di fatto che tutti hanno vissuto, e ogni volta che si attraversava la frontiera si sentiva di attraversare un confine, ma c'era anche, credo a livello inconscio, il dramma rimosso, quindi quello di aver fatto una guerra per un contesto e poi di aver perso tutto, di aver vinto tutto nel 18, di aver perso tutto nel 47. È un dramma del confine, una cicatrice rimossa, ma comunque c'è nel contesto italiano. Ecco, e arrivo a quel punto finale che vi ho anticipato. Dopo tutte queste storie di confini, di differenze, di frontiere, no, che ci sono, poi l'idea che abbiamo, non tanto i più giovani ormai, ma l'idea è quella della guerra fredda, insomma, di una cortina che taglia l'Adriatico in due parti, soprattutto l'Albania, no? Quindi io mi ricordo gli anni '80, insomma, l'Albania era un paese devastato da questa dittatura di Hoxha, e con la TV riuscivano a vedere Pippo Baudo, è fantastico, gli sembrava un altro pianeta, Saturno, rispetto alla vita difficile, infinitamente difficile dell'Albania. C'era questo confine incredibile dove la TV non faceva altro che sottolineare la differenza tra un mondo opulento, felice, e poi non si sa quanto, però questa è stata l'autorappresentazione dell'Italia felice degli anni '80, l'Italia che
è la quinta potenza al mondo, e dall'altro lato il paese più povero d'Europa, dall'altra parte del mare. A Capo d'Otranto si vede benissimo dall'altra parte l'Albania, quel punto dove l'Italia vede effettivamente i Balcani. Quindi mai confine più forte anche sul piano simbolico come negli anni 80. Questi anni 80 non sono poi così lontani da oggi, ma come vi ho detto, e adesso chiudo, per fortuna, rispetto a tutti questi confini precedenti, non voglio fare il buonista né l'ottimista, ma è un dato di fatto, lo dico proprio in modo razionale da storico che ha l'evidenza, insomma, di tutte le epoche precedenti. È una fase tutto sommato positiva e felice per questo mare. D'altra parte non ha altre soluzioni, perché è un mare interno all'Europa, e se l'Europa si unifica, questo mare diventa nient'altro che parte del sistema dove veramente le persone convivono, scambiano, e in questi progetti di integrazione, di cui anch'io lavoro come stakeholder, abbiamo 3 fora: la Camera di Commercio, vuol dire l'economia, quindi scambi, incontri tra le Camere di Commercio delle due parti. Abbiamo le amministrazioni comunali e provinciali, cioè l'amministrazione di base, e abbiamo le università, quindi la ricerca. E queste sono le basi del nuovo Adriatico, e credo che andrà avanti così. Ecco, mi fermo qui. Bene, grazie molte, professore. Dunque, ci sono molte cose, molti spunti. Innanzitutto, interessante in questa circostanza da parte nostra aver potuto focalizzare la situazione un momento anche sul confine come scontro, come dramma, e questa tendenza un po', ecco, della contemporaneità a sfumare il confine, dimenticando il momento in cui invece il confine fu frontiera anche difficile, combattuta. Ecco. Poi un altro interessante spunto, insomma, che vorrei far notare ai partecipanti a questo nostro incontro, prima di sentire da parte loro per qualche domanda o spunto ulteriore di riflessione, è questo, cioè anche nel caso di un confine, diciamo, non nel mare, ma che corrisponde a un mare, prevale l'idea del confine come fascia, come area, rispetto all'idea di un confine lineare. L'abbiamo visto appunto sulle Alpi e lo ritroviamo anche nel mare. Chiedo a Luca se ha ricevuto tramite chat qualche richiesta. Ok, allora procedo io con una mia domanda, con una mia domanda. Dunque, più o meno verso metà del libro, laddove si inizia a parlare di confini imperiali e frontiere nazionali, viene fuori questa idea dell'Adriatico come si può dire, mare di un subcontinente mitteleuropeo, no? Ecco. Così vorrei chiederle qualche considerazione su una città che nel discorso di questa sera è stata un po' a margine, e mi riferisco a Trieste, no? A questo momento così, che si trova sempre un po' rispetto a Venezia su una posizione particolare, ecco. Certo. Sì, a un certo punto ho scritto, sì, non so come è venuta questa idea, perché scrivevo di notte, a volte in modo quasi allucinato, e un collega nel presentare ha detto, ha letto questo passaggio, io ho detto: ma che l'ho scritto io? Sì, l'ho scritto io, ed è: la Mitteleuropa è un subcontinente europeo che pretende di avere la sua fetta di Mediterraneo. La sua fetta di Mediterraneo, di questa Mitteleuropa, è appunto, non è tutta la costa austriaca, perché cioè dell'Austria che va fino in Dalmazia, anche se è vero,
aveva alcuni punti veramente austriaci, diciamo, la l'Europa centrale, che si rivolge verso l'Adriatico, è ancora un contesto asburgico in cui c'era ancora il grande disegno tedesco di una Germania dove avrebbero fatto parte anche gli Asburgo. Quindi l'Adriatico non è solo il mare degli Asburgo, ma era anche il mare di una grande Germania, cosa che si è vista nel marzo del 1848, quando è convocata l'Assemblea nazionale a Francoforte, la prima, e esce fuori la carta geografica della Confederazione tedesca e c'è la costa che va da Duino a Trieste e l'interno dell'Istria fino quasi a Fiume. Quello nella geografia della nazione tedesca che si riunisce a Francoforte è considerata parte della Germania. Lo sanno che non ci sono i tedeschi, però si ragiona ancora, noi tendiamo a dimenticare come si ragionava nel 1848. E quindi la Mitteleuropa vuole una fetta del proprio Mediterraneo, ma anche la Germania, che si dimentica la storia di questa confederazione germanica, a cui hanno fatto parte tutti i paesi dell'attuale Germania, ma anche le parti austriache che storicamente rientravano nel Sacro Romano Impero. Ora, nell'Ottocento è vero che la Mitteleuropa arriva, cioè pretende proprio anche rielabora l'Adriatico per le proprie esigenze, però è anche vero che gli Asburgo sono lì dal 300. Ecco, gli Asburgo acquisiscono dai conti di Gorizia l'interno dell'Istria nel 1376. L'interno dell'Istria, cioè l'Istria ha due anime, io sono istriano, c'è quella veneta, che grosso modo è la costa, e corrisponde anche alla Terra Rossa, è la parte più mediterranea, e poi c'è l'interno, letteralmente il cuore dell'Istria, e poi il Carso, che si lega all'attuale Slovenia come geografia, e questi contesti sono stati degli Asburgo dal 1376 al 1918. Con la presenza degli Asburgo, ecco che nel 1382 Trieste si dà agli Asburgo, e Trieste sarà a lungo un borgo, una città con un proprio patriziato, con un piccolissimo territorio, più piccolo dell'attuale provincia di Trieste, che è una striscia di terra, perché andava da Sestiana esattamente al confine attuale che c'è attorno a Trieste. A tutto attorno c'era la contea c'era prima i conti Valsè e poi la contea di Gorizia più a nord. Gli Asburgo ci sono lì, però gli Asburgo solo nel Settecento cominciano a pensare, creano un litorale, danno il Portofranco a Trieste, e Trieste non è che decolla così rapidamente. Quello che è un po' un periodo duro per il Veneto, che è la restaurazione, e complessivamente per l'Italia. Per Trieste invece è un periodo che andava bene. Per Trieste e Fiume sono città che letteralmente decollano. Quindi c'è una cosa interessante, l'impero d'Austria ha la base navale a Venezia. Venezia sfugge di mano durante la Repubblica Democratica nel 48-49. Perché dura così tanto? A parte il fatto che è arrivata anche la flotta sarda e napoletana davanti tra Venezia e l'Istria, potevano prendersi tutto, non si sono mossi, ma l'Austria non riesce a recuperare Venezia perché la flotta è a Venezia. E quindi lì si capisce, dopo il 49, che bisogna fare un altro sistema, che poi lo faranno, cioè bisogna fare una città votata a essere un porto, no, la base navale dell'Austria sul mare. Ed è Pola, è la mia città natale, e c'è ancora adesso l'ospedale militare con la data 1856 in caratteri latini scolpiti sopra l'ingresso, ed è l'anno in cui Pola diventa ufficialmente la città arsenale,
siamo 6-7 anni dopo il disastro di Venezia per Vienna, no? E a quel punto lì l'Austria applica a questo Alto Adriatico la formula sperimentata dalla Francia e dalla Russia. Quindi, cioè, Trieste è il grande emporio che con una linea ferroviaria, no, quella del Semmering, è connessa con Vienna, e l'emporio corrisponde alla a Marsiglia per Francia. Marsiglia è legata con Parigi. Il porto militare è Tolone in Francia, no, e il porto militare è Pola. Altra comparazione possibile con la Russia: Odessa è la città emporio e Sebastopoli è la città arsenale. E così si delinea rapidamente un sistema talmente rapido che, pensate, che nel 1956 Pola comincia a svilupparsi. Era una città decaduta, piccola, e dopo 10 anni da Pola parte, diciamo, la flotta al comando di Tegetov con navi di legno antiquate, la flotta di Tegetov, dove si parla veneto, è vero, questo è un dato di fatto, sono i resti della marineria veneta che batte 3 marine, insomma, o 2, insomma, quella genovese e napoletana, oppure qualcuno dice anche quella piemontese, pensando a Nizza, che poi non è più italiana, ma c'era una tradizione marinara anche lì, basta pensare a Garibaldi. Questo modello tirrenico, no, viene battuto a lissa dal modello adriatico veneto. E sempre negli stessi anni vengono creati gli elementi della presenza di questa Mitteleuropa sul mare. Sicuramente un elemento antico, l'unico mitteleuropeo, è il castello di Duino, e poi c'è il castello di Miramare. Il castello di Miramare, che viene costruito, è un edificio incredibile perché riassume il sogno, c'è questi elementi, qualcuno dice da colonie americane, è un gotico un po' spagnoleggiante, ma con richiami della Spagna, della nuova Spagna, non della Spagna, ed è costruito in pietra d'Istria, no? Quindi bianco, così che si staglia, quindi è la combinazione. Ogni visita al Miramare non è solo la visita della grandezza o del fascino degli Asburgo per chi piacciono queste cose, ma è una visita in cui si vede il sogno marittimo dell'Austria. Un altro pezzo d'Austria è il Borgo Teresiano a Trieste, la borsa di Trieste, quindi le linee ferroviarie, le stazioni ferroviarie in pietra, e poi ovviamente la mia città natale, Pola, che è romana, era veneta ma c'è poco di veneto, è austriaca e di recente c'è una parte italiana e c'è una parte jugoslava, ma la parte austriaca è proprio quella della potenza sul mare, una città dove arrivava Francesco Ferdinando e i figli erano vestiti alla marinara, poi una moda che è diventata di tendenza, era proprio una moda sviluppata tra Trieste e Pola. Quindi l'ammiraglio della flotta austriaca che combatte nella prima guerra mondiale è l'ammiraglio Horthy, che poi sarà il reggente dell'Ungheria durante gli anni 20 e 30 fino al 1940. Quindi l'Ungheria aveva un ammiraglio senza flotta e senza mare. Ecco questo. Invece Fiume diventerà l'emporio di Budapest. Questo si dimentica, è un pezzo di Budapest, un pezzo d'Ungheria sul mare. Quindi Fiume è legata all'Ungheria, invece Miramare, Trieste, Pola e Abbazia e Laurana, 2 luoghi di villeggiatura sul Quarnero, sono legati direttamente con Vienna. Sono cose che ancora si studiano, ed è molto interessante perché da nessun'altra parte del Mediterraneo un contesto così continentale come Vienna
si trova il suo pezzo di Mediterraneo e lo trasforma. Anche la stessa cucina di Trieste e questo è marinara e anche mediterranea io sono istriano, per dire, anche i crauti di mia nonna o quelli che faccio io sono sempre crauti, ma dentro c'è alloro, che ne so, tutti aromi mediterranei. Si vede che c'è questo incrocio tra Mitteleuropa e Mediterraneo. Dalla prospettiva di oggi è una cosa interessante, è un aspetto che diventa interessante. Trieste è veramente diventata una grande città, a tutt'oggi una grande stazione merci, che adesso verrà trasformata per altre cose, non pare che non si attuerà questa via della seta, qualcuno dice di sì, qualcuno di no, comunque era veramente un emporio incredibile, era l'unico emporio del contesto imperiale austro-ungarico, quindi un porto che trova un paragone con Amburgo per l'impero tedesco, non trova paragoni con l'Italia perché l'Italia ha una pluralità di porti, c'è un policentrismo perché l'Italia è fatta così, e anche la Francia ha tutto indirizzato su Marsiglia, l'Austria su Trieste, la Germania su Amburgo. L'Italia non è così, cioè è diversa rispetto a questa. In effetti lì l'Adriatico è veramente un mare anche, è il mare della Mitteleuropa, continua ad esserlo anche adesso. Luca, hai qualche spunto? Prego. Mm. No, allora, sì, è vero, e anche quella presenza greca che abbiamo in Adriatico, quelle 3-4 città greche che si trovano nella Dalmazia, sono dei greci di Sicilia, di Siracusa. È vero che quando abbiamo la Grecia abbiamo la Magna Grecia, poi guardate che c'è il professor Braccesi che ha studiato i greci in Adriatico, ci sono interi libri. Sì, non è paragonabile a quello che si vede dalla Calabria alla Sicilia, non abbiamo nulla di simile, però su un piano simbolico e culturale il culto di Diomede, no? Il culto poi che troviamo anche in area veneta, no? Padova che cerca in Antenore, Eridania, no? Quindi le foci del Po. Quindi è vero, non abbiamo delle città, non abbiamo dei resti così evidenti, però sul piano culturale i greci c'erano e, e, e i greci erano dei intermediari tra il mondo e il mare che controllavano, che in sostanza i greci avevano un controllo totale di due mari, che era l'Egeo, tutta la costa dell'Asia Minore era greca, e il Mar Ionio. Il Mar Ionio, adesso ne parliamo del Mar Ionio, ma non ha, attraverso la storia, non ha come dire, una personalità come l'Adriatico, però ce l'aveva come mare di giunzione tra la Grecia e la Magna Grecia. Invece l'Adriatico era il contesto, soprattutto nell'Alto Adriatico, penso anche a Spina, ma tutta l'area anche lagunare, come vi dicevo, o Adria, no? Io ho scritto che è una città oscura, in verità si dice così, oscura perché poi dopo l'Adriatico prende il nome da Adria, ma appunto prende il nome da Adria perché era il terminal di commerci, spostamenti che venivano dall'area alpina e oltre, e che confluivano verso l'Adriatico in quella zona. C'è da dire che la presenza greca era piuttosto a Curzola, a Lesina, tra Gurion, tra di fondazione greca, qualcosa nelle bocche di Cattaro. La costa appenninica
non è praticabile, è difficile per la marineria, e quindi i greci seguivano l'andamento della corrente che è ascensionale, no? Lungo la costa dalmata va verso il settentrione, e lungo questo percorso hanno fatto degli insediamenti. Però non dimentichiamo che Corfù è la terra dei Feaci, no? dove approda. Corfù è Ionio, ma è anche l'inizio dell'Adriatico, dove approda Ulisse, no? Quindi, le isole Ionie poi non sono tanto lontane, però lì il mondo greco, come dico, come sappiamo tutti, insomma, è Egeo e Mar Ionio, e poi con questi avamposti, no, che arrivano fino a Marsiglia, va bene questo. Bene, Luca? Bene, io allora quasi proporrei di avviarci verso la conclusione, magari ecco, osservando soltanto una cosa che nella introduzione di questo incontro non ho fatto, cioè spiegare come l'utilità del volume di Egidio Ivetic sull'Adriatico, oltre alla conoscenza di questo specifico confine non confine, ci aiuta anche a capire la bontà di un approccio che è quello rispetto ai confini della lunga durata. Cioè l'analisi di un confine è sulla lunga durata che esprime le proprie contraddizioni, le proprie evoluzioni, quindi questo è un elemento da tenere presente. Dunque, detto questo, io ringrazio ancora una volta Egidio Ivetic per essere stato con noi. Senz'altro le sue riflessioni verranno tenute presenti anche dai nostri ascoltatori, e se devo dire così, non dai nostri ascoltatori, perché stanno costruendo un po' alla volta, ecco, uno sguardo sull'idea di confine sempre più sfaccettata. Vi ricordo che con le stesse modalità, venerdì prossimo, il 20 novembre, sempre alle 18:30, avremo l'incontro con Diego Leoni, che parlerà in questo caso di guerra in montagna, e il suo incontro si chiamerà Sconfinamenti. Come fu che una guerra confinata tra le montagne divenne sconfinata? Il riferimento ovviamente alla prima guerra mondiale. Bene, ringrazio tutti, ringrazio ancora nuovamente il professor Ivetti. Grazie. Grazie. Ci vediamo venerdì prossimo. Un saluto a tutti e grazie. Grazie.